Eccoci qua nuovamente, stavamo intanto chiacchierando, parlavamo anche di figli a carico, ma ci arriviamo. Io volevo dare la parola adesso a Giuliano Ferranti, perché siamo arrivati alle 3 aliquote che accennavo prima, quindi spiegami ai nostri telespettatori, è una novità molto importante, oltre al fatto che secondo me è bene far capire che questa manovra è strutturale, giusto? Non è solo per quest'anno, ma dovrebbe essere vita naturale, niente perenne non sta stato, però insomma dovrebbe essere duratura. Ci racconti? Sì. Possiamo vedere la slide numero 9. Sì, prego, intanto noi la sentiamo, ci parli. Allora, perché già con la legge del bilancio dello scorso anno, del 2024, gli scaglioni di reddito con relative aliquote d'imposta vennero ridotte da 4 a 3. Questo spesso viene ricordato che negli anni 80 erano ben di più di 4-5, anzi già nel 2000, 4-5 anni fa erano 5 e poi tendenzialmente si stanno riducendo. Qui ripetiamo che l'obiettivo, almeno l'obiettivo dichiarato... Cosa? Dicevo, era stata fatta una pressione ai governi che si sono succeduti per ridurre queste benedette aliquote? No, diciamo di no, mo è inutile rifare la storia perché secondo il mio modesto parere quell'aliquota sul primo scaglione di reddito, che adesso è stato innalzato fino a 28.000, ma prima fino al 2023 non era fino a 28.000 ma si fermava a 15.000, dopo sono stati accorpati i primi 2 scaglioni di reddito. Quel 23% è un'aliquota abbastanza alta, no? Perché sì. non è poco il 23% dello stipendio. Quindi adesso l'intenzione, siccome in base a quel disegno di legge è quella di arrivare addirittura a un'aliquota unica per tutto e rivedere poi la progressività, non tanto con gli scaglioni di reddito e le aliquote, ma bensì con le detrazioni, ancora però il discorso ancora non è ben delineato, anzi i primi effetti che noi denunciamo dal punto di vista della tassazione dei pensionati vanno proprio a scapito dei pensionati, non solo del lavoro dipendente, ma anche in particolar modo dei pensionati. Cioè la tassazione come funziona in sostanza? Si determina l'aliquota, sulla base del reddito che uno produce, e questo vale per tutti, per qualsiasi tipologia di reddito. Ovviamente io mi riferisco non a quelli ad imposta sostitutiva, parliamo di IRPEF. Quindi tutti i redditi assoggettabili al massimo, ci faccia sempre capire proprio come una battuta, semplificando al massimo, perché se no non ci riescono a seguire da casa. Ci dica. C'è il reddito da lavoro dipendente e da pensione, così come il reddito autonomo, però non il regime forfettario, ma il regime ordinario, così come l'affitto, come veniva detto prima, a meno che uno non c'ha l'affitto, quello con la cellulare secca, che quello è sostitutivo, tutti gli altri redditi diciamo che sono assoggettabili ad IRPEF. Prima il collega Graziano Basso ha mostrato appunto quella torta dove venivano rappresentati tutti i redditi che sono assoggettabili all'IRPEF e come abbiamo visto 81,5% di quel reddito che è assoggettato all'IRPEF dal lavoro dipendente e dai pensionati. Poi abbiamo le altre piccole fettine della torta fino ad arrivare al 100%. E complessivamente questo monte sfiora quasi il miliardo, cioè 970-980 miliardi si arriva tutta quella torta lì. Quindi quando parliamo di IRPEF, da questi redditi che sono rappresentati in questa slide numero 4. È più chiaro adesso? Sì, no, ma volevo arrivare un po' al dunque, nel senso che alla fine abbiamo queste 3 aliquote, se uno slitta da una all'altra perché magari c'è un reddito... Se uno slitta dall'una all'altra va per scaglioni di reddito, quindi se io ho un reddito nei 6.000 euro, come sarò tassato? I primi 28
100. Gli altri 22.000, cioè per quella fascia di reddito che va tra 28 e 50.000, verranno tassati al 35%. Ah, quindi quel Che plus poi, tutto praticamente, quello che chiaro. supera i 100.000 taglioni, chiaro? Chiaro, Ok, chiaro. Quindi ecco, allora per semplicizzare, 43%. eccolo qua, E abbiamo qui, capito. eccola, questa è la progressività, cioè in questi scaglioni ancora, no? Perché fino a quel Chiaro. Va bene, ovviamente più la il reddito perdiamo è un elevato e più... pochettino. La perdiamo, Cosa? le perdiamo la sua voce un pochettino. Do la parola un attimo, perché magari adesso vediamo se il collegamento si ripristina meglio. A Graziano Basso. Quindi non è che uno improvvisamente passa completamente per tutto all'importo più elevato, No, ma soltanto per quella no. differenza. Sì, Questo è già più importante far con capire. i 3 scaglioni oltretutto allargati come sono Certo. adesso, anche c'è meno possibilità di fare come gli anni precedenti, Certo. quando c'erano, appunto ricordava il collega, ricordavano c'erano 5 o 6 aliquote, allora era più facile sconfinare e magari avevi il problema quando andavi a Infatti. dichiarazione. Però ciò non toglie che comunque sono 3 aliquote, può succedere se sei borderline, cioè tra l'una Certo. e l'altra, che il reddito che si aggiunge passi allo scaglione successivo. Il reddito che si aggiunge, benissimo, questa è la Marginale, questione. per Marginale, dire perfetto. termine Torniamo, tecnico. vediamo se riusciamo a sentirla meglio. Adesso prego, ci spieghi la parte restante. Sì. Quindi Allora, la parte restante per dire, adesso Graziano Basso prima ha spiegato come dire fatto quella sostituzione per gli effetti del cuneo contributivo per non ridurre gli stipendi, si è sostituito quel beneficio, diciamo, della decontribuzione con dei nuove detrazioni. niente, io devo interromperla perché proprio non riusciamo a seguirla, perdiamo la linea. Prenda lei la parola e mi dispiace anche, però io immagino da casa a un certo punto ci abbandonano perché non riescono a seguirci. Sostanzialmente che cosa è cambiato allora? Facciamo un sunto rapido, semplificando. Un sunto. Sostanzialmente cosa è cambiato? Che non si gioca più sui contributi, ma si gioca sostanzialmente su questo bonus, che è esentasse, e una detrazione, come ha detto anche Giuliano. E questo è importante, voi siete contenti che sui contributi non si giochi più, giusto segretario? Perché sennò... Sì, comunque i contributi erano fiscalizzati, quindi non è che sparivano i contributi. Va bene, erano sapevo che c'era... Figuravano, ma non avevano una valenza, comunque non venivano persi, perché nessuno può togliere un diritto. È sempre per il fatto che non si possono ledere i diritti altrui. La cosa è che questo cuneo che è stato introdotto fiscale praticamente ha prodotto che per tutta una serie di fasce di reddito solo piccole fasce hanno guadagnato un po' e al massimo 100 euro l'anno. Le altre, a parte i 1.000 euro di che parlavamo prima per l'ulteriore detrazione, tutte le fasce di mezzo che erano contemplate prima dei 30.000 euro, praticamente la fascia quella dei 1.000 euro, chi più chi meno perde intorno ai 100 euro, 98 euro l'anno, si sciolgono nelle 12 mensilità, si perdono, però di qui, ribadisco, non c'è stata l'attenzione di non ledere quel diritto che era assicurato con il precedente. Bastava un semplice correttivo nel calcolo della formula. Ecco, ma questa cosa qui non è stata evidenziata da voi, dal sindacato? Certo. Sì, a viva voce. A viva voce. Certo. E cosa è stato detto? Vedremo come intervenire. Ecco, quindi... siamo in attesa. Allora siamo in attesa. Poi parliamo dei figli a carico, tiriamoli fuori rapidamente. Perché purtroppo hanno toccato tutta questa parte qui, però bisogna anche tenere in considerazione che hanno rimodulato anche le detrazioni, ovvero gli sconti fiscali che io posso avere per un figlio a carico, un possibile figlio a carico. Per cui la detrazione di 950 euro che nominale, perché poi diminuisce all'aumentare del reddito quei 950 euro, io non sono più figlio dal momento, se sono un figlio al compimento del 30° anno di età, io non sono più un figlio considerato fiscalmente a carico. Però è anche giusto, 30 anni, dai. Se però il figlio mi diventa disoccupato, cioè ho il figlio disoccupato che non trova lavoro, io genitore, potrei mettermi il figlio a carico e potrei
anche utilizzare tutte quelle che sono i benefici fiscali del figlio a carico. Però Adesso sei non lo posso disabile, più. però sei disabile. Invece sei disabile disabile. senza limite di età. Questa hanno anche rimodulato gli altri familiari a carico, le detrazioni per gli altri familiari a carico, per cui io posso adesso dal 2025 solamente godere delle detrazioni per eventuali genitori o nonni. Prima se avevo un fratello che era in difficoltà, se conviveva con me, potevo dargli un aiuto e me lo mettevo a carico. Adesso non ho più questa possibilità. Un nipote non posso più, e questo è trasversale tra lavoratori dipendenti, pensionati, qualsiasi tipologia di persona fisica, ok? E qualsiasi tipologia di reddito che questa Però si era scoperto nel frattempo che tanti ne avevano, magari non in Veneto, lei si occupa nord-est, in altre regioni d'Italia ne avevano approfittato di questa situazione, Sì, di nipoti che avevano fatto strategie, cose, sì, ne è venuto ma fuori là di tutto e di stiamo più. passando sull'altra stretta che hanno proposito. fatto a livello di erogazione delle detrazioni che riguarda i cittadini extracomunitari. E qui, Per cui qui hanno posto in essere delle norme restrittive, nel senso che se fino all'anno scorso, se i figli o gli altri familiari non erano nel territorio dello Stato, ma il lavoratore era in grado di certificare che erano figli e che avevano i requisiti reddituali, potevano godere delle detrazioni. Adesso non è più proprio così, nel senso che hanno posto in essere che se un lavoratore in Italia non cittadino italiano, non cittadino europeo, lavora in Italia, non ha diritto alle detrazioni se praticamente i figli o la moglie sono residenti all'estero. certo. Mentre se sono appartenenti, se sono considerati italiani, cioè perché hanno il permesso, sono correttamente iscritti all'albo, oppure hanno la cittadinanza di un paese membro dell'Unione Europea, oppure dell'accordo della SE, degli Liechtenstein, Norvegia e Islanda, in quel caso allora le cose si rimodulano, però hanno toccato, ma non hanno toccato anche solo questo, hanno toccato anche le altre detrazioni, tipo le spese che si portano in detrazione con la dichiarazione dei redditi. Hanno ridotto prima che però era stata anche l'Europa a far pressione su sta roba qua, che non è tanto piacevole agli italiani, però in Europa non ci hanno fatto un pressing su questo discorso. Però per esempio si parlava di sprechi, prima Massimo parlava di sprechi, si parlava ci hanno anche imposto che entro il 2030 dovremmo avere le case green, e ci hanno ridotto, arriveremo al 30% delle detrazioni sulle case, sui lavori sulle case per renderle green, cioè capiamoci, ci sono delle riduzioni e anche le spese per determinate categorie di reddito verranno divise, ci sarà un quoziente familiare che verrà applicato e per cui il singolo è molto penalizzato, se uno è singolo è molto penalizzato con fascia di reddito sopra i 75.000 euro, per carità di Dio, però può portare in detrazione solo 4.000 euro di spese. E per gli altri invece inciderà se ha uno o più figli o se ha un figlio disabile per avere un po' di più, ma non prenderà più l'intero come spettava per la capienza delle imposte che pagava, perché fino all'anno scorso, anzi non è vero, fino a 2 anni fa, se io avevo capienza di imposta, dovevo pagare tanta imposta, qualsiasi fosse la spesa, potevo portarla in detrazione, in deduzione. Certo. Invece adesso non è più così. Avevano già approvato l'anno scorso, per cui nel 730 di quest'anno, chi ha redditi pensionati o lavoratori superiori ai 50.000 euro, automaticamente c'è una detrazione di una decurtazione di 260 euro delle spese portate in detrazione. Chiaro, benissimo. Siamo arrivati a un termine, per cui voi del sindacato che cosa chiedete? Diciamo, che cosa proponete? No, rapidamente. Diciamo, sì, ma rapidamente. Adesso insomma ci sono un paio di slide da vedere, ma non abbiamo tempo. Quello che anche la Costituzione dice equità fiscale, ecco, noi vorremmo che ci fosse equità fiscale, quella cosa banale per cui a parità di reddito uno paga le stesse tasse. E non è così, nel senso che già in quella percentuale che abbiamo visto di tassazione, che oltre l'80% della tassazione è sostenuta da lavoratori dipendenti e pensionati, ma se andiamo a guardare le differenze tra lavoratori e dipendenti e pensionati, diciamo, i pensionati pagano più tasse dei lavoratori dipendenti
e i lavoratori dipendenti pagano più tasse dei lavoratori autonomi a parità di reddito. Chiaro. Cioè, preso lo stesso reddito, ci sono queste differenze, per non parlare poi dei redditi da capitale, eccetera, eccetera. Allora, se un paese civile dice quanto paghi tu 100, quanto prendi tu, quanto è il tuo reddito 100, quanto paghi di tasse 20, 30, beh, fine, allora questa cosa è un ulteriore elemento di disparità all'interno di chi produce reddito. E questa cosa non va bene. Adesso, ripeto, non abbiamo tempo per vedere. No, infatti siamo al slide, termine appunto. proprio. Però a volte le differenze sono veramente importanti. Per esempio, per un reddito fino a 18.000 euro, il pensionato paga 2.000 euro in più di tasse rispetto al lavoratore dipendente. E questa cosa non è giusta, insomma. Quindi rivedere, rianalizzare questi aspetti. E poi una grandissima battaglia contro l'evasione fiscale, che non è Questo possibile. l'avete anche All'alba del terzo millennio, ma possibile che non siamo in grado di incrociare i dati? Allora, dai, insomma, no, nel senso, allora qui c'è un problema di volontà, per cui si fanno alcune cose, ma non si fanno quelle cose che servono a determinare un cambiamento di rotta, che è quello che stiamo chiedendo da un sacco di tempo. Allora, abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza su questa situazione, ci sarebbe ancora tanto da dire, magari avremo l'opportunità di farlo, senza dubbio che i nostri ospiti. Noi siamo giunti al termine. Io voglio ringraziare Giuliano Ferranti del Dipartimento Previdenza Fisco CGIL Nazionale, mi dispiace averlo interrotto, ma avevamo un collegamento che purtroppo non andava, siamo stati sfortunati. Grazie comunque e speriamo di averla magari fisicamente ospite con noi, vista la sua grande competenza. Grazie naturalmente a Graziano Basso, responsabile fiscale CAF CGIL del Nord-Est, che ci ha dato i lumi su queste novità fiscali 2025, e naturalmente per quel che riguarda lo SPCGIL Massimo Cestaro, segretario SPCGIL del Veneto. Vi aggiorneremo i nostri telespettatori se ci saranno qualche novità. Voi avete fatto giustamente queste istanze alla luce di un centro studi estremamente all'avanguardia, che funziona molto molto bene a livello nazionale e territoriale, bisogna ricordarlo, per lo SPCGIL. E come sempre, visto che si parla di soldini, fatevi dare una controllata dallo SPCGIL alla vostra pensione, che magari qualche cosa non si possa anche recuperare, vero segretario? Certo. E quello male non fa. Grazie a voi telespettatori, buona serata, buon proseguimento, rivedete la nostra puntata sul web e su YouTube.